abbiamo notato che acquistano in montagna anche persone giovani, quindi questo è un buon segno. Perché è un buon segno? Perché l'arrivo di nuovi abitanti, nuovi turisti o di seconde case abitate da persone giovani stimola anche tutto il tessuto sociale, no? Dei comuni, dei paesi in cui queste persone arrivano. Quindi le varie amministrazioni sono stimolate a innovare, a dare più servizi, a cercare di migliorare anche le attività divertenti che durante i periodi estivi e invernali i nostri paesi in montagna possono offrire ai turisti e ai villeggianti. E questo è sicuramente un vantaggio per il tessuto sociale di paesi che hanno, ed è inutile negarlo, sempre sofferto la difficoltà di collegamenti. Spostarsi nel nostro territorio non è così facile. Hanno sempre sofferto l'abbandono magari delle terre alte da parte dei giovani, che invece proprio con questa possibilità anche immobiliare hanno tornato ad abitare le terre dei loro genitori, le hanno abitate con innovazioni, e qui lo possiamo vedere anche nella gestione degli affitti turistici. I giovani proprietari riescono a sfruttare tecnologie nuove in maniera molto molto redditizia, e questo porta un benessere a tutto il paese. Lo sforzo che dobbiamo fare in vista del 2026 e quindi delle Olimpiadi di Milano Cortina è proprio questo, quello di proporsi, è quello di approfittare di una vetrina globale importantissima, ma di farsi soprattutto trovare preparati, perché tutti i clienti e gli acquirenti, gli inquilini che possono arrivare in questo periodo cercano sicuramente professionalità all'interno delle nostre agenzie, e questo è il contributo che la nostra federazione può dare ai nostri associati.